Era in pensione da qualche anno, ma seguiva come sempre tutte le sue passioni, i viaggi, la gastronomia, ma soprattutto lo sport. Paolo Donà, per una vita giornalista sportivo del Gazzettino, se n'è andato a 74 anni e lascia un grande vuoto tra gli sportivi padovani. Appassionato di tante, praticamente tutte le discipline, aveva una grande preparazione, una conoscenza che affascinava chi parlava con lui di tutto ciò che riguardava lo sport. Nel 2010 aveva anche ricevuto il premio di giornalista dell'anno dal CONI, a conferma della sua profonda cultura. Autore di numerosi libri, altra grande passione, aveva lavorato nella redazione del Gazzettino per 29 anni, seguendo contemporaneamente il suo interesse per i viaggi, tanto da ottenere anche il patentino da guida turistica. Anche noi di Media Nord-Est lo abbiamo incontrato spesso nei mesi scorsi per farci raccontare più da vicino la storia di Padova e in particolare quella del calcio Padova, che conosceva bene da tifoso e da addetto ai lavori, e noi di Media Nord-Est ci stringiamo con affetto alla famiglia di Paolo.